Il tratto delicato, pulito, sognante e tecnicamente perfetto di Carl Larsson si traduce nelle emozioni tracciate sapientemente in acquerelli di straordinario impatto scenico. Ogni tonalità di colore è al posto giusto, senza sbavature, senza esagerazioni, con un influsso liberty testimonianza delle tendenze artistiche del tempo. Le origini umili di Larsson lo portarono a studiare alla scuola per bambini poveri di Stoccolma, per poi approdare ancora giovanissimo all'Accademia Reale Svedese delle Arti di Stoccolma, dove grazie al suo incredibile talento si mise in luce immediatamente. Fu illustratore di libri e giornali, arricchendo i testi con la sua grafica capace di far penetrare l'osservatore all'interno dei racconti e trasportarlo in dimensioni fiabesche, in attività quotidiane, in momenti di ozio in giardini rigogliosi. Diventò famoso e gli fu riconosciuto il grande valore artistico nel momento in cui le sue opere furono distribuite attraverso le stampe tipografiche. Le macchine da stampa agli inizi del 1900 ebbero una evoluzione in termini di qualità e le opere di Larsson divennero famose in tutta Europa. Una sua raccolta di acquerelli e disegni venne pubblicata con il titolo La Casa del Sole, che vendette decine di migliaia di copie. Nella sua sterminata produzione artistica è possibile riscontrare storie illustrate in sequenza, facendo di lui uno dei primi artisti della non arte, il fumetto. Malgrado non si possa rimanere indifferenti alla bellezza dei suoi oli e degli acquerelli, Larsson viene spesso citato per le pitture decorative che realizzò per musei ed edifici pubblici, come gli affreschi del Teatro dell'Opera e quelli del Museo Nazionale di Belle Arti di Stoccolma.